Ciao ragazzi, oggi è giorno finalmente di trebbiatura di grani antichi. Nico, caldo è, mamma mia. E pensa quanto bene può fare questo caldo al grano. Sicuramente. Lo sta asciugando in maniera eccezionale. Era anche ora, dopo una primavera sì, del genere. Certo, ma prova a immaginare i nostri nonni, le nostre radici, che fatica a raccogliere il grano con questi caldi qua, con questo sole che magari a quel tempo erano anche più importanti. Tutto lavoro di mano, tutte braccia e sudore. Questa è la prova tecnica che ci tramandiamo da generazione in generazione. Cosa capisci da questi gesti? Allora, come sarà la produzione? Contando le cariossidi sapremo in maniera spannometrica capire se sarà una buona o una pessima annata, la dimensione del grano, la bionconatura, perché in alcuni casi la produzione di farina, in questo specifico caso di un grano duro, porta a una perdita di qualità di quello che dovrebbe essere invece l'aspetto vitreo di una cariosside di grano. E poi la prova del 9, il grado di maturità. Se il prodotto è asciutto deve scricchiolare sotto i denti. E questo è il risultato. Chi è che ti ha insegnato queste cose, Nico? Come ti dicevo prima, tramandato da generazione a generazione, quindi è una cosa che mi porto dall'infanzia, dai miei nonni, che me l'hanno proposta, me l'hanno fatta capire, me l'hanno spiegata in tutte le maniere possibili e immaginabili. Quindi è intrinsa nel mio DNA. E quando scricchia il grano cosa senti? Sento prima di tutto che è maturo. Seconda cosa, sento tutto quello che mi è stato tramandato. Ogni volta che metti un chicco di grano sotto i denti quando sei in campagna, rivedi tutta quella che è la tua infanzia, i tuoi affetti, i tuoi parenti. Però una parte di quella storia che è anche romantica vissuta con gli occhi di oggi richiama invece la fatica, ma richiama anche un paesaggio ben preciso, vero Nico? Sì, proviamo a guardarci un attimino attorno e c'è un'espressione di arte diffusa. I colori, i profumi, i suoni, gli uccelli che cinguettano, gli insetti che si muovono, la biodiversità, quello che ci rapporta e ci relaziona con i nostri grani antichi. Tra l'altro questo territorio, siamo nel cuore delle Valli Grandi Veronesi, visto dall'alto rende ancora più giustizia a un concetto chiave sul quale secondo me pochi si soffermano, che sì è un'arte diffusa, ma ci vogliono anche gli artisti che la mettono in pratica, e i contadini all'epoca li possiamo considerare architetti del paesaggio, e non avevano i droni. Non avevano i droni, avevano l'arte nelle mani e nel pensiero. Giusto, questa arte diffusa è merito dei nostri contadini custodi, è merito delle nostre aziende agricole che nella pianura di Dogi stanno portando avanti con successo il riconoscimento di qualità del territorio. Voi siete cresciuti molto negli ultimi anni, dopo i primi anni sperimentali, adesso avete mi pare più di un centinaio di ettari destinati alla coltivazione di grani antichi. Si sta apprezzando il ritorno alle origini, e perché secondo te, Nico? C'è una ricerca di qualità, c'è una ricerca di profumi, di sapori e di star bene, di voler star bene, e grazie ai benefici dei prodotti ottenuti con le farine dei nostri grani antichi c'è questa opportunità. Per esempio adesso in questo momento siamo in un grano di grano duro, varietà antica Perciasacchi. Un caro amico che produce pasta mi dice: riusciresti a produrmi della semola di grano duro ottenuta con il Perciasacchi? E questa è la dimostrazione pratica di quello che siamo in grado di produrre. Cosa siamo in grado di fare nella pianura
veronese, siamo bravi a fare grano e ci stiamo dilettando sempre di più. Grano che poi servirà per ottenere farine che a loro volta daranno vita a quali tipi di prodotti? Daranno vita a prodotti lievitati, a pasta, a dolci, dolci anche non lievitati, a paste frolle e a molti tanti altri articoli. Perché è giusto tornare a crederci sui grani antichi? Non ce li siamo mai dimenticati. Erano stati messi temporaneamente in un cassetto per soddisfare le esigenze di mercato. In questo momento però dobbiamo fare delle scelte. Le scelte sono quelle di portare sulle tavole prodotti di qualità e questa è la nostra mission. Contadini della pianura veronesi tendono a fare questo, portare sulle tavole prodotti di qualità. È da dire che queste farine, questi grani meglio, hanno una resa inferiore rispetto a quelli convenzionali, chiamiamoli così. Però il carico nutrizionale organolettico è ben diverso. Sta lì la ricchezza, vero Nico? Sì, abbiamo il vantaggio di avere un prodotto ricco di proteine e di sali minerali. Pecca in produzione, però beneficiamo di qualità ed è quello che stiamo ricercando sempre di più ed è quello per cui siamo invidiati a livello mondiale. E meno male che è Fabiano. Certo. Cos'è che è Fabiano qua? Ma che roba? Allora, base pizza, grani antichi, mortadella favola, stracciatelle al latte vaccino, della zona, prosciutto cotto. Pizza e focaccia. Pizza e focaccia. Si può fare tutto con i grani antichi? Ma certo Stefano, con i grani antichi riusciamo a fare tutto. Le richieste erano quelle di avere un prodotto né focaccia né pizza, abbiamo fatto questa base del contadino rettangolare che si presta benissimo a entrambe le soluzioni. Allora adesso, no, siccome lei è tanto bei, è un peccato, no? Ma noi siamo peccatori. Posso peccare anche a me? Ragazzi, certo, viva i grani antichi e viva Rudy Fabiano, perché non ho ancora capito come si chiama, e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Ciao. Salute, Salute. Buon appetito. Buon appetito. Non viene da bere però. Vira.